Si torna sempre dove si è stati bene, come si suol dire, e questa settimana abbiamo sia un ritorno che un nuovo ospite. Jenny Guardiano e Giovanni Tarantino! Reaction Island, Sean Island, Sean Island, Reaction Island, Piccolo recap, perché questa settimana ci sono state 2 puntate. Noi non possiamo sostenere fisicamente 2 puntate, quindi piccolo recap della scorsa puntata. Denise parla male di Marco con Flavio, quindi Denise dice no, ma quello Marco, il mio fidanzato è muccuso. Flavio dice che lo vuole muccuso e Marco va un po' nella febbre, cioè proprio dice ma fai per me. Ma che vuol dire muccuso? È bambino, è ok. c'ha il mucco appeso. Moccioso. Bravo, moccioso. Marco scappa sulla spiaggia tipo Nino D'Angelo, capito? Come no, però arriva subito il cameraman che va dietro, oh, che ti ha Sta prima di esci sera. mamma là e che cosa torna? E Marco torna e dice, allora gli falò. E dice Filippo, qual è il problema? Quando il falò, e Marco dice, ma a te? Ma chi si è fatto? E allora? E lei dice, ma non era come dici tu? E dice, ah sì, e non vuoi stare più con te. Si lascia. Sara è quella del caffè, ti ricordate quella del caffè? Quello del libro Quella pure. che fa il caffè da sporca. Sì, quella del libro. libro. Da sporca, sì, da sporca. Il caffè da sporca. Praticamente Valerio si è svegliato dal sonno. Ha detto, ma che la mia fidanzata mi tradisce per caso? No, Valerio, non te lo volevo dire Così. in questo modo, però. E se ne accorge, quindi vedremo cosa succederà stasera. Antonio fa il percorso avventura con la tentatrice. Sì, Antonio, sì. percorso avventura. Madonna, E mentre sa che ecco il percorso avventura, la cosa più importante è che lui la guarda e fa, no, sono distratto, cazzo, sto culo. E si trasforma e esce. Simone fa 4 push-up di fila, prende la tentatrice e dice, ma perché non ci mettiamo un po' le proteine? E si danno un bacio e si chiudono in bagno. La tentatrice ci fa tutta schifata. La fidanzata dice, ma questo pezzo di... ma questo veramente fa? Io voglio il falò. Riassunto, finito. Vediamo cosa succederà stasera. Vabbè, alla fine diciamo pure una cosa. La diciamo alla fine, però. Non la diciamo adesso, Alla fine. nemmeno tu. No, io sto zitta. Alla fine del video Sì. ti Aspettiamo. diremo quello che dobbiamo dire. Vorrei vedere direttamente il video che ho visto. Lui dice, ma quale video? Cioè, non si ricorda, la luce è spenta. Ma è un fatto di badge. Io pensavo fossi tu, la luce era spenta. Ma c'è un mestiere dove tante fantasie a volte sono diventate pure realtà. Vedi. Ecco là, ha confessato. Frate, non c'è più niente da dire. C'è. Il River Plate è sceso in Serie B. Hai capito? Cioè, fin quando è questo il video ci mi sono salvato. Vabbè. Lui pensa che magari non l'ha visto, che non gliel'abbiano fatto vedere. Io vorrei invece vedere la no. popolazione. Con Vediamo se quale si fa schifo da calma sola. lei lo sta affrontando? Non lo so. Ma lei è fatta. Io avrei perso la voce. È un bel posto questo. Però io immagino lui sta guardando il video e dice, ah, fino ancora sono un po' salvato. Non c'è quella scena. Cioè, voglio dire, comunque Rebecca ha una bella seduta. Questo lo possiamo dire, Jenny. Non possiamo Da dire donna, nulla su da donna. Rebecca, perché Rebecca sta facendo il suo C'ha un bel poltrone e sofà. Artigiani. e qualità. Ah, tu dici Rebecca la tentatrice, io pensavo Rebecca la fidanzata. No, Rebecca. E infatti ho detto Rebecca la fidanzata e ho detto, No, c'ha un bel... ah, ok, no, non bel pensavo... portan fa, dai. Chiama entrambi Rebecca, capito? Ma secondo me lui sa quale stessa con lei. Eh? Si chiama Sonia la fidanzata. Sony. Che cazzo è Cioè, Rebecca? tu sai dove stai, giusto? Aspetta, gli è venuta Ma pazienza. no! Ma sarei scoppiata a ridere. L'avrei riso in faccia, sicuro. Ora con lei sta flirtando, no? Guardate Che sta facendo? Tipo, io avrei La vomitato. guardata ha fatto... Avete presente tipo la scena dove a Scary Movie vomitano spruzzati? Madonna, Vigente. Bagno. Oh, si scappava. Bagno. Si scappava. Cioè queste cose non le fai neanche a scuola, nel bagno della palestra. Gli E loro li fanno scappava. a 40 anni, Ce l'aveva cioè, proprio, capito? Ci aveva appoggiato nel calzino ormai. Cioè, ma ormai immagini i modi, ma tu pensi che lei non lo vede? Lui ha detto a lei, guarda qua è arrivato qua, andiamo in bagno. Guarda lei come esce schifata, guardate ragazzi, funziona. Che poi avrà acceso la luce. Mi fanno vedere quella delle Ha acceso la luce. Oddio. Guarda lei. No, va bene, Sconvolto. tipo, non ero io. Sconvolto. non Sconvolto. Amato e cosa significa essere apprezzati.
Tu Lui a questo non hai punto può uscirsene capito solamente in una niente. maniera. Cioè? Lei era sconvolta perché ha raccontato la realtà dei fatti delle terapiattisti. Perché io sono stata la tua luce e adesso tu senza di me non sarai niente, nessuno. La tua luce, per questo l'aspetto. Guarda che sta al buio free wifi però. Sappi che Considerazione anima. Non mi toccare. vai bene. Dimmi che lavoro 16-17 ore al giorno, 7 su 7 e tutte le sere che entravo a casa mi Per diceva me questo scusate, se questo nella carta d'identità c'è scritto che è un uomo, dovrebbero toglierlo. No, dovrebbero mettere Bravo. i particolari ben ci presta. Capito? Lui si sta lamentando del fatto che lui quando torna a casa da lavoro, lei lo guarda e fa una faccia di cazzo, non sorridi mai. Quindi questa è una giustificazione per tradire? Esatto. No, ho capito. Allora, vado fuori. io l'abbraccio, poi la bacio. Il fatto che sta rinfacciando che lui va a lavorare e quindi la mantiene, quella è la cosa peggiore. Cioè un uomo che dice una cosa del genere, cioè, per me, secondo me proprio lui è uno dei peggiori perché appunto nemmeno sta accettando a se stesso e a lei, dopo aver visto il video, quello che ha fatto. Che è successo? Che ha detto? Lui ha fatto, ritorniamo al mio discorso, lei qual è il tuo discorso che voglio stare con te? Lei? Lui l'ha detto. Ah. Ti faccio la domanda. Sei pronta? Decidi di tornare a casa sola o con Simone? Sonia, non sbaglio. Sola. Brava, 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 Simone, però non le hai chiesto scusa una volta. bravo figlio. Sei Ti una... hanno detto io devo trovare la mia risposta. Ma non le hai mai chiesto scusa? Bravo. figlio, Ma no, sei mio padre, sei. Il Filippo devi campare 8 Che non riesce nessuno a dire scusa, cioè di questi esemplari qua non chiedono scusa. Più a dare l'amore che ho. Dai. Magari a chi se lo merita. Posso abbracciare un po', che vieni a casa nuovo, ti do un abbraccio e potrò mai. Così riconosco. Lasci qualcosa in giro. Ma senti questo, se no. Questo, io ho detto una volta a Alfonso, cioè, Alfonso, ma cosa si prova a vedere? Che cavolo? Il fuoco dentro, Cioè quando nel tuo caso tu sei entrata perché già comunque avevi dei dubbi su Tony, ok? E quindi quando vuoi ti aspettavi di tutto, ma te lo aspettavi tutto. Ma una coppia, io fidanzato che entro con la mia ragazza che per me è santa. Però tu secondo me non entri con la tua ragazza che porti a Santa là dentro, non ci arrivi proprio a Temptation Island. No, però non ci vai con cioè lui non penso che fuori dal programma pensava che la sua ragazza era così. Io non ci andrei mai. No, però A me se lo proponessero, lei lo sa, io magari direi non come fa Antonio. Però dice, ma che porta puzze che c'ha questa, capito? Tipo così. Cioè guarda, è meschino questo ragazzo in questo momento, prossimo ospite, inutile. Chissà quale demone sta evocando. Prossimo Lui ospite. sta pensando solo alla data per il drago, no? Allora, se va di 5, allora 5 c'ho da fare. 6, no, 6. Ma so facendo Redondo mi fa paura. Che poi queste coppie, voi sapete perché sono lì, perché hanno dei problemi. Dove nascono i problemi di coppia? Quando la coppia comincia a pensare, quando la coppia comincia a diventare uno stagno perché non si fa niente. Ecco perché finalmente è arrivato tra noi, partiamo. Ma what is it? Cos'è Partiamo? È un nuovo social network dedicato esclusivamente alle coppie. È un vero e proprio social network. Avete presente Instagram, Facebook, gli altri social? Metti le foto, fai le foto, metti mi piace. Ok, non ci siamo single, solo coppie. Zero, i single non ti possono disturbare. E in più c'è una sezione eventi dove ci sono solo eventi per coppie. Tipo la partita a padel, tu non sai cosa fare? No. E c'è l'evento Esattamente. nell'app Esattamente. e tutte le coppie vanno lì. Esattamente. Ed è questo il motivo per cui nasce Partiamo, per preservare le coppie, per darvi un po' di aria fresca, quindi senza indugio, gratuitamente. Scaricatelo, iscrivetevi e poi mi Io fate lo sapere. voglio. È da coppie. Fidanzare. Cerchiamo prima un fidanzato per Jenny, fatela fidanzare, così lei poi si iscrive su Partiamo. Disponibile per Android e per iOS. Io adesso ti ho comprato il gazebo. Mannaggia. Hai capito? Ma hai fatto abbonamento a Napoli, quindi hai stavate i soldi. Parla pure. Non so. Guarda, comunque non è di Napoli centro, ha ragione Alfonso, ha detto stavate i soldi. Sì, ma chiodo schiaccia chiodo così in prima serata da donna è bruttissimo. Arriva Jenny, c'è le mancanze di lui, ma Jenny si può portare bene. Perché quella fa così? Chiedo schiacciato così non è solo da donna, è proprio tutto in generale, perché sei in televisione. Sono discorsi Non molto piace. idiotamente. Ma lui se la sta ovviamente
Se la sta prendendo col tentatore, non con lei. No, no, no. Marco nella puntata precedente è scappato nel viaggio della Chiesa. Sì, però non è Hanno arrivato. placcato. Quando usciamo da qua, appena inizia il nuovo campionato del Napoli, ci andiamo a vedere una partita. No. Ma la buttata dolce? Ma non l'ha buttato! Non state fama! Però come lo documento? No, veramente l'ha detto. Puzzate di fame che ha detto? Scusate, fam. Sua di fam. Vabbè, che significa? No, no, ferma. Eccolo! No, che sta facendo Antonio? Torna in te. No, che fa? Lui ci arriva al villaggio delle ragazze. Poi gli spara un altro tranquillante. Cavallo. Sì. Marino. Entra tu. Vorreste venire questo Macchina bici. Corri! Tutti, inizia a spostare tutti. No! Sta mutando! È assurdo come lui si muove velocissimamente con le gambe e coi piedi, ma rimane sempre là. Guarda la telecamera, quella la telecamera ce l'ha dietro a tutto È cazzo. arrivato veramente! No, ma non penso Sei che... ragazzi. È là, guarda! È nel villaggio delle ragazze! No, ma non penso. Oddio! Sì, c'è È morto. guarda! Mischino è morto, no? È morto, non ha più fiato. Come lo seguono? Non ha più fiato. Lui adesso deve stare 2 settimane a riposo. Guarda, sta arrivando al villaggio! No, Ma vabbè. ce lo stanno facendo arrivare per un po', eh? Dritto per dritto deve andare, lo trovi prima o poi. Ma non lo fermano, non lo fermano. Morso nei lì, questo è un altro villaggio. Sì, ma sarà comunque attaccato. Nell'aria, secondo me. È morto, non ce la fa più. Un infarti sta per. Certo, perché Ritmo Rosso e avevamo capito come l'ha fatto il chilometrone. No, questo è nuovo, lo capiremo grazie a lui, capito? Ma non puoi minacciare a lui? Ti È prego. morto, mischino. Se, No, lui sta minacciando. No, Se guarda. Francesco lo guarda la lettera solo già fa respirare. Francesco arriva là su Lo schiatta. Ma lui ci è arrivato o no là? Non sto capendo. Non lo so nemmeno io, penso che è arrivato a Mundra 1 e sta tornando indietro. Secondo me tipo ti immagini è tornato a posto. Pensando. Ma può darsi No, Destra a sinistra. stavano registrando un altro programma di là. Non c'entra niente con Temptation Island. Quello spagnolo. Montoya! Montoya! E si sembra là mentre parla. No, perché mi vede? Là, È tornato indietro, non ce l'ha fatta più. Non gli ha avuto uno strappo muscolare. Puntata finita prima, ma va bene perché vuol dire che settimana prossima avremo una tripla dose di quello Bella che succederà. intensa. Io ho una sfida da lanciare, cioè perché la puntata l'abbiamo fatta insieme. Vai. È andata benissimo in commenti, in like e cose simili. Sta settimana li dovrebbero superare. Quindi non sono io a dirvelo, non sono io a chiedervelo, ma è Jenny Guardiana me lo chiede. Ok, allora ragazzi, commentate, mettete like e tornerò. Forse. Ecco qua, lei mentre Se fa lo così. volete, E non solo, ve lo dice divento anche, tutto nuovo ve lo dice anche il nuovo Steven Basalari, il nostro Giovanni. Se volete, cioè se ci rivolete qui, dove dobbiamo superare la puntata precedente. Esatto, e Giovanni si compra casa vostra e ci fa un B&B. Guardate come ve lo dico. tutto quanto. Intanto ragazzi, noi ci vediamo settimana prossima, ma io voglio ringraziare la nostra Jenny che ormai è di casa e lei ormai vive qui in Pop Vibes. È la residente. Lei è la nostra residente, Noemi. La devo ringraziare mia sorella che nonostante ci abbia il block shaft c'è stato lo stesso. E il mio fratello Giovanni. Poi vi lascerò tutti i link sotto per seguirli su Instagram. È il re di Palermo e dovete assolutamente seguirlo. Grazie a tutti voi, vi vogliamo bene. Reaction Island esiste, va avanti grazie a voi. Quindi Reaction Island, Reaction Island, Reaction Island.